Ecco come il chioggiotto Lorenzo dei Meneghetti, boss del narcotraffico, è stato arrestato in Colombia dopo anni di latitanza, l'annuncio della Procura di Venezia. Ancora scassi e furti alle auto in quartiere Pertini a Mestre, il comitato cittadino chiede ancora una volta maggior presidio da parte delle forze dell'ordine. Degrado e sicurezza in città, gli agenti della Questura di Venezia hanno eseguito 4 espulsioni, 7 trasferimenti nei CPR, 4 avvisi di espulsione dal territorio. Dopo il palazzetto dello sport a Tessera inizia a prendere forma anche lo stadio. Il sindaco Brugnaro ha visitato il cantiere dell'arena che dovrebbe essere completata nella primavera del 2027. Con l'apertura del Carnevale sono state selezionate le 12 Marie che per tutto il periodo parteciperanno ai vari eventi girando in città fino al giorno della vincitrice. Esclusiva questa sera a Ring dalle 21 su Antena 3, ospiti del vice direttore Avarino, il patriarca di Venezia Moraglia e il presidente del Veneto Stefani per parlare del futuro del territorio. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna. Tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, dicevamo tanti i fatti per questa edizione veneziana. Innanzitutto l'arresto in Colombia del chioggiotto Lorenzo dei Meneghetti, boss del narcotraffico, l'operazione coordinata da parte della Procura della Repubblica di Venezia. Va segnalato come la Procura e i Carabinieri non hanno mai smesso di cercare questa persona. L'abbiamo cercata in Europa, l'abbiamo cercata fuori dall'Europa, l'abbiamo inseguita in diversi stati esteri e alla fine, nei giorni scorsi, è stata arrestata. Tradito dal tatuaggio sul petto ripreso dal drone. Così è stato arrestato in Colombia dopo 3 anni di latitanza in cui i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo, il narcotrafficante chioggiotto Lorenzo dei Meneghetti. Il 30 gennaio nella villa in cui viveva a Santa Marta mentre si rilassava in piscina. Grazie al servizio di cooperazione internazionale Interpol siamo riusciti a individuare con una cooperazione con la polizia colombiana l'area dove il latitante si stava rifugiando. Il nostro personale è stato inviato in Colombia, lo scambio di informazioni con le autorità colombiane ha portato a individuare con esattezza la casa dove lui si trovava e lì è stato utilizzato un drone della polizia colombiana che dall'alto è riuscito a certificare, a dimostrare che si trattasse veramente del nostro latitante che noi non vedevamo comunque da 3 anni. In particolare, siccome stava in piscina, era esposto un tatuaggio che ci ha dato la conferma e quello ha fatto scattare il blitz e la cattura. L'indagine condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia con attività tecnica e analisi di flussi finanziari è iniziata a febbraio 2023, quando dei Meneghetti aveva fatto perdere le tracce raggiunto da un ordine di carcerazione per un cumulo di pene a seguito della condanna a 9 anni di reclusione. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso di fuga dalla stazione di Mestre. Nella sua fuga ha cambiato spesso città e mezzi di trasporto, quindi dall'Italia è passato in Marsiglia per poi andare nei Caraibi, in varie zone dei Caraibi, fino poi in terraferma, spostarsi e arrivare nella città di Santa Marta in Colombia. Con documenti falsi intestati a un cittadino rumeno aveva acquistato un biglietto per una crociera a Tobago e una volta sbarcato si era rifiutato di salire a bordo facendo perdere le proprie tracce. È in carcere in Colombia. Sì, è in carcere in Colombia, adesso si stanno avviando tutte le procedure perché lui dovrà comunque scontare il suo debito con la giustizia italiana. Dei Meneghetti, a cui sono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e lesioni personali aggravate dall'uso di armi, era già stato arrestato in flagranza nel 2013 per aver ceduto 11 kg di marijuana ed era ritenuto un elemento di spicco di un'associazione a delinquere che a Chioggia e a Milano gestiva lo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dai Balcani, dal Marocco o dalla Spagna. A Mestre tornano gli scassi e i furti in auto e questo in particolare al quartiere Pertini dove monta la protesta. All'inizio ho visto tutto disordinato in macchina e ho detto
spero non sia la mia macchina, invece era la mia macchina, e poi visto che mi hanno rotto il vetro e hanno aperto la macchina, però non hanno rubato niente in realtà. Aveva appena finito il turno di lavoro nella sede del quartiere Pertini, quando la giovane dipendente ha notato qualcosa che non andava alla sua auto, un colpo secco al finestrino posteriore. Cercavano forse qualcosa e sul lato davanti al passeggero vicino al mio mi hanno lasciato dell'erba, delle cartine e dei filtri lasciati là così, quindi non so se siano fumati dentro qualcosa o altro. Da una decina di giorni registriamo furti nelle macchine parcheggiate qui al quartiere Pertini nel lato chiesa. Il parcheggio di via Pertini, adiacente all'edicola, accanto alla chiesa e a 2 passi dalla fermata del bus che in pochi minuti porta a Venezia, è sempre molto frequentato proprio perché punto strategico per raggiungere con i mezzi il centro città, nonché utilizzato dai tanti residenti delle palazzine vicine. Dopo i primi scassi, il comitato Pertini si è mosso per allertare i cittadini. Stiamo ricevendo un sacco di telefonate e di persone che ci dicono e ci incoraggiano a fare un controllo su questa cosa. Il quartiere subiva occupazioni abusive, spaccio di droga, furti, rapine, c'era un po' di tutto. Dopo un periodo abbastanza lungo di tranquillità, trovarci a interessare di nuovo a furti ci sembra quasi di cadere indietro di parecchi anni. E proprio per non rivivere i momenti peggiori che il quartiere ha vissuto, la richiesta del comitato è quella che il quartiere torni ad essere presidiato. Chiediamo sicuramente che ci sia maggiore attenzione, ci sono anche 2 parcheggi per la polizia locale, chiediamo che ogni tanto, anche negli orari magari serali, se ci fosse la possibilità di un controllo. 4 espulsioni dirette, 7 trasferimenti nei CPR dislocati in tutta Italia, 4 avvisi di espulsione dal territorio nazionale entro una settimana. Sono in totale 15 le persone identificate dalla Questura di Venezia. Nei giorni scorsi, a seguito di un esposto con il quale alcuni residenti di Mestre lamentavano una situazione di degrado e insicurezza diffusa, gli agenti del commissariato di Mestre hanno controllato circa 15 persone. 3 di loro erano prive di documenti, gli altri irregolari o gravati da precedenti di polizia. I temi dell'attualità: dopo il palazzetto dello sport a Tessera inizia a prendere forma anche lo stadio, con il sindaco Luigi Brugnaro che ha visitato il cantiere dell'Arena, che dovrebbe essere completato nella primavera del 2027. Dal raccordo della tangenziale di Mestre con l'aeroporto Marco Polo, il palazzetto dello sport appare già vicino alla sua forma definitiva. La conclusione dei cantieri è fissata per quest'anno, così come avanzano a sprombattuto gli interventi necessari a garantire la viabilità in entrata e in uscita dal Bosco dello Sport di Tessera. Ma accanto al palazzetto, non ancora visibile dalla strada, sta iniziando a prendere forma anche lo stadio, il cui cantiere è stato visitato dal sindaco Luigi Brugnaro. Siamo qua in cantiere dello stadio e come vedete si comincia a vedere, c'è la platea gettata, i pali, più di 2000 pali sono già stati messi, le platee cominciano a essere già gettate e si comincia da su. Insomma, si continua il lavoro grazie a tutti i lavoratori, le maestranze, le aziende coinvolte e a tutti anche i tecnici che continuano a dare una mano perché tutto funzioni. Insomma, lo stadio sta andando avanti. La prima pietra dello stadio è stata posata nell'ottobre dell'anno scorso. I lavori dovrebbero concludersi nella primavera dell'anno prossimo. L'impianto sarebbe quindi pronto all'uso per ospitare la stagione 2027-2028. Nessuna vongola in laguna, flotte ferme da oltre 14 mesi. Per questo Legacoop con i pescatori indice una manifestazione per chiedere incentivi sia a Regione che Governo. Per quanto riguarda la perdita di fatturato, parliamo quasi di 2, 3, 4 milioni di euro di fatturato perso. La pesca delle vongole è ferma da più di 14 mesi, una moria che ha colpito i bivalvi e che non ne ha risparmiato nemmeno uno. Quello che si pesca ormai è pari a 0. Un risultato che non è confortante per quanto riguarda la pesca delle vongole di mare, 17 mesi che più di un centinaio di imbarcazioni sono sostanzialmente a casa, non ci sono grandi aspettative rispetto
alla risorsa e quindi avremo di fronte altri 12-14 mesi di attesa per capire se la risorsa ci sarà oppure no. All'origine di questo il cambiamento climatico che comporta piogge molto intense e dunque una quantità importante d'acqua dolce che si scarica in laguna, cambiando la salinità dell'acqua, dunque l'ecosistema ottimale per far crescere le vongole. E di fronte ai cambiamenti climatici, di fronte all'innalzamento della temperatura, queste piogge scroscianti improvvise che caricano la salinità di acqua dolce e altre di sostanze di cui non riusciamo a capire, ha creato questa moria incredibile che dura ormai da 17 mesi. Quello che accade è che ci sono pescatori fermi da oltre 14 mesi. Si calcola che sarebbero circa 700 le partite IVA dismesse, un problema ambientale che diventa necessariamente economico. In termini economici il settore viene devastato da questa moria, in termini di persone che restano a casa abbiamo circa 130-140 imbarcazioni con un numero di addetti che varia tra i 200 e i 250 addetti più tutto l'indotto. L'Ecacop con i pescatori annuncia una manifestazione per chiedere al governo non solo regionale ma anche nazionale degli incentivi per poter agire sulla salvaguardia dell'ambiente e salvare anche tante famiglie che vivono di pesca. È un dramma sociale, un dramma culturale, un dramma economico, non possiamo più andare avanti così. Quello che stiamo chiedendo alle istituzioni, al Ministero e chiederemo alla Regione anche attraverso una manifestazione che faremo a breve a Venezia con le imbarcazioni pacifica ovviamente, è quella di sostenere questo settore. Altro fronte economico e sociale, quello dell'energia e dei suoi costi. La fotografia è stata scattata dalla CISL. La povertà energetica è uno dei temi principali che dobbiamo provare ad affrontare e la competitività del nostro Paese dovrebbe essere regolare. Noi partiamo con un 40% di maggior costo dell'energia anche dal punto di vista produttivo e forse anche questo è uno dei temi per i quali abbiamo delle retribuzioni più basse, perché molto spesso le retribuzioni compensano i maggiori costi energetici e per noi è una follia. Si apre dai dati e si arriva alla quotidianità, al convegno organizzato da CISL sull'energia, la competitività e la sostenibilità. Si è parlato delle necessità di una strategia nazionale e regionale affinché l'energia non sia più terreno di scontro e fonte di povertà. Una competitività che passi anche attraverso l'energia, sia dal punto di vista industriale e produttivo, quindi per le imprese, ma soprattutto per quanto ci riguarda come sindacato anche per ridurre i costi energetici delle famiglie che sono sempre alti. Certamente oggi la risposta immediata devono essere le energie rinnovabili. E già le analisi per esempio che vengono fatte all'interno del ragionamento sul nucleare sì, nucleare no, raccontano comunque che anche se ci dovesse essere il nucleare nel nostro paese al 2050 produrrebbe semplicemente il 10% dell'energia elettrica e le fonti rinnovabili sarebbero l'85%. È lì che bisogna puntare immediatamente perché sono quelle che immediatamente ti possono dare le soluzioni. Il Veneto può rappresentare in questo la chiave strategica del modello industriale italiano e diventare simbolo e laboratorio per una transizione energetica sostenibile, dice il responsabile del Dipartimento Industria della CISL di Venezia Matteo Masiero, un laboratorio urbano per l'integrazione tra rinnovabili, accumulo, efficienza e trasporto sostenibile. Che tutto questo non è sufficiente e per garantire una sovranità energetica fondamentale in questo periodo è importante pensare a un mix produttivo che non possa passare da fonti solo importate. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di Carnevale e parliamo soprattutto delle 12 Marie del Carnevale che sono state selezionate. Nella sala capitolare della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, insieme alla madrina Maria Grazia Bortolato, tra una cinquantina di candidate sono state scelte le 12 Marie del Carnevale, protagoniste di uno dei riti più attesi della Kermesse. Un omaggio vivente alla storia della città che attraverso le nuove generazioni raccontano il presente guardando al passato. Residenti nei 44 comuni della città metropolitana sono state selezionate per personalità, sensibilità e legame con i valori culturali veneziani. Nei prossimi giorni saranno ambasciatrici del Carnevale attraversando calli e campielli e partecipando agli eventi ufficiali. L'abito della vincitrice sarà realizzato come da tradizione dall'atelier Pietro Longhi che seguirà il tema olimpico del Carnevale, ma quest'anno ci sarà un evento speciale, un omaggio alla storia delle Marie.
Vogliamo un po' ricordare la nostra partecipazione, il nostro impegno a fianco dell'organizzazione della Festa delle Marie con un evento che si svolgerà il 10 di febbraio presso la Scuola Grandi di San Giovanni Evangelista, dove tutte le 12 Marie indosseranno i 12 abiti delle 12 vincitrici, sicché avremo modo di vedere e rivedere tutti gli abiti che per un giorno, il martedì grasso, hanno goduto appunto dell'apprezzamento di Piazza San Marco e della vittoria della Maria dell'anno di riferimento. Ci saranno appunto questo shooting fotografico, dopodiché tutte le Marie raggiungeranno Piazza San Marco e faranno un défilé sul palco. Insomma, si respira già aria di carnevale, ma poi c'è l'aria delle Olimpiadi ormai imminenti. C'è una mostra che guarda a Cortina, si trova all'outlet di Noventa. Ci sembrava che Cortina 1956 fosse un momento di svolta nella lettura e nella fruizione degli sport invernali e nella creazione del mito della montagna bianca. Che erano le ultime Olimpiadi tradizionali che seguivano un po' le precedenti, però anche le prime a cavallo con nuovi eventi tecnologici, prima di tutto la televisione. A pochissimo dall'avvio delle Olimpiadi di Milano Cortina è possibile realizzare un viaggio nel tempo del suo storico precedente attraverso alcune delle immagini più iconiche del volume Cortina 1956, le prime Olimpiadi bianche in Italia, esposte tra vie e piazze dell'outlet di Noventa. L'idea è quella di creare una mostra immersiva per i nostri visitatori, fruibile all'interno delle vie e delle piazze del centro. Abbiamo scelto 20 delle migliori immagini di questo bellissimo volume, le abbiamo dato vita con delle maxi installazioni che troverete nei nostri camminamenti, ognuna con la didascalia italiano-inglese per dare modo di essere fruibile da clientela italiana e straniera. Forse pochi sanno che la prima doveva disputarsi nel febbraio del 1944 e fu annullata dal protrarsi della Seconda Guerra Mondiale, rimandando l'appuntamento di una dozzina d'anni in un paese in piena ricostruzione. Un'Italia risorta dopo la Seconda Guerra Mondiale che affrontava di fronte a tutto il mondo un evento di così grande portata. Ci sono immagini che fanno vedere le strade di una volta dove i bambini ancora andavano con lo slittino, si vedono le vecchie Balilla, le Topolino, si vede un mondo che oggi non c'è più, un mondo che io definisco romantico. E ci sono lo sport, ci sono gli atleti, ci sono le gare, c'è il cambiamento urbanistico della città, la nascita di una grafica particolare, il cinema, la letteratura, cioè c'è tutto il mondo che ha partecipato, con diversi linguaggi alla creazione del mito di Cortina 1956. Ed è inevitabile, partendo dallo sport, non tracciare un parallelo tra quelli che appaiono due mondi paralleli. Allora si poteva in un paese di poco più di 5.000 abitanti creare e realizzare un evento olimpico, però in quel momento gli atleti erano meno di 900 e le nazioni partecipanti poco più di 30. Oggi siamo a più di 3.800 atleti e più di 90 nazioni partecipanti. Da Venezia è davvero tutto, grazie per l'attenzione. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buon proseguimento.